Scaduti i contratti dei dirigenti della regione siciliana, si apre adesso un nuovo capitolo per il giro di valzer delle poltrone. Su tutti aleggia uno spettro, la riduzione degli incarichi e i tagli, e per questo la battaglia a livello politico che burocratico si fa aspra. L'assessore Tusa proprio oggi dalle pagine dei quotidiani è chiaro: dobbiamo ridurre le spese del 30% e lo faremo tramite accorpamenti e qualche taglio. È chiara la volontà dell'assessore Tusa di non ricorrere a contributi di personale esterno e pare altresì che ci sia in giro, ma la notizia non è confermata, una bozza che è in attesa di un'approvazione da parte della Giunta di accorpamento del polo museale di Agrigento con il parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi. Quest'ultimo con la direzione di Giuseppe Parello, il cui contratto è pure scaduto e attualmente sta lavorando in regime di proroga. Ha bene operato facendo crescere i numeri del turismo, cosa che non è accaduto ad esempio, evidenzia Tusa, a Selinunte e Piazza Armerina. E se, come dice l'assessore Sebastiano Tusa, i dirigenti verranno scelti secondo i risultati, potrebbe profilarsi una riconferma di Giuseppe Parello al polo museale, del quale attualmente ricopre l'interim, ma che potrebbe automaticamente, con l'eventuale accorpamento, permettere che continui a dirigere anche il parco della Valle dei Templi, dei cui risultati Tusa si dice molto soddisfatto. Vedremo. Certamente, dicevamo, le poltrone dei parchi sono quelle sulle quali si poggiano le aspirazioni di un grande numero di dirigenti, in quanto possedendo una gestione finanziaria autonoma hanno la possibilità di gestire budget consistenti che altri, dati le conseguenze della crisi e i bilanci poveri di risorse, sono negati. Pochi numeri per comprendere l'entità della differenza: per i musei di tutta la regione sono disponibili 550.000 euro per le manutenzioni, mentre ad esempio la Valle dei Templi ha depositato un bilancio del 2017 con cifre da capogiro: 4.300 milioni provenienti da sbigliettamento e 600.000 euro da eventi. La partita è apertissima.